le ore 7, siamo in autostrada, direzione Venezia. Andremo a visitare la diga Le Vaillantes. Tutti sicuramente conoscete la storia, ve la rinfresco io. Nell'ottobre del 63 praticamente poi è successo, la diga purtroppo ha ceduto. Ovviamente diciamo, l'onda che si è creata è andata a sotterrare completamente la città famosa di Longarone, e nel totale ci sono state addirittura circa 15.000 morti. La causa anche qui purtroppo è stata dell'uomo, questo i dettagli non me li ricordo, però il motivo principale è comunque progettazione fatta male. E la cosa assurda è che nell'arco degli anni se ne sono anche accorti, ma hanno occultato queste cose qua, hanno occultato quei dati relativi al possibile crollo. E quindi niente, ovviamente non è che sia una cosa bella, io sono già stato ma esternamente. Oggi andremo a fare la visita guidata dalla durata di 3 ore, che lo fanno una volta al giorno, solo con prenotazione, e inizia tutti i giorni alle 10. Quindi ovviamente se volete andarci anche voi vi consiglio di chiamarci, il numero di telefono trovato su internet, chiamate, prenotate. Costo 15 euro, per i ragazzi fino a 12 anni 8 euro. Ci troveremo più avanti con Fabio, mi accompagna anche lui, nonostante lui sia ad un'ora di strada da lì, però all'interno a fare la visita non è mai andato. Faremo colazione e niente, vediamo come si prospetta la giornata e come sarà strutturata la visita. Io sono comunque in viaggio da mezz'oretta circa, abbiamo 100 km ad arrivare al punto di incontro e dopo abbiamo altri 40 minuti, una cosa del genere. Il tempo è molto bello e ci sarà un po' di freschetto lì, ho visto che quando arriveremo ci saranno circa 10 gradi, però vabbè dai, ci sta bene, è fresco. Tanto io ho parcheggiato e sto aspettando che arriva Fabio. Dai, guardate che spettacolo. Sto qua da camperizzare, bellissimo. È stato come un furgone, ma bellissimo. Non so neanche che marca sia. Bene, adesso sento scoppettare. Adesso noi ci riempiamo un po' la panza per colazione e ci andiamo su alla diga. Ragazzi, eccoci arrivati. Eccoci arrivati, ci abbiamo parcheggiato. Parcheggio c'era anche gratuito, quello per gli autobus, ma c'erano dei sassi enormi. Come vedete abbiamo messo in una posizione dove nessuno ci parcheggia vicino, è al sicuro e al riparo. C'è abbastanza freschetto, ci saranno 13-14 gradi. Comunque tutta questa massa di terra che vedete qua è quella che è crollata. Cioè praticamente, vediamo, da quella montagna lì è crollata tutta sta parte qua. Tutta quella che vedete adesso con gli alberi è la frana che è venuta giù dentro la diga, perché sotto c'era il lago qua. Allora, come potete vedere, qui di sotto c'è la diga e noi stiamo andando proprio ad attraversarla. Era molto divertente, è meglio non guardare giù. Comunque uno dei motivi per cui la diga l'hanno costruita più avanti, infatti vedete dov'è, è perché, come avete visto da prima, ci sono qua delle rocce. Ecco qua in teoria già si comincia a vedere il blocco intero. Invece come avete visto prima c'erano proprio degli strati di altro tipo di roccia. Beh, non potete immaginare quanto sia impressionante il sotto. Ma vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Ecco, di sotto c'è un tubo che adesso è in disuso. La cascatella che vedete dalla sinistra dovrebbe essere l'arrivo dell'acqua da un altro serbatoio. Ogni tanto ci sono questi buchetti per disposizione di far foto e video.
un'arietta assurda. Comunque invece il torrente che arriva da destra dovrebbe essere, se ho capito bene, il drenaggio dell'acqua che attualmente si forma qui sotto, perché ovviamente per questioni di sicurezza qua non si deve creare dell'acqua adesso in questo, nell'ex recipiente dove adesso c'è la frana. Questa invece è un pezzo di strada che era sul Monte Toc, che passava al lato Monte Toc, che ovviamente è stata inondata dall'onda, e però qua è rimasto un pezzo. No, se poi chiaramente quelli che c'erano prima sono quelli curvi, no? Quindi quell'albero lì molto grande ma diritto è cresciuto dopo, come è cresciuto dopo questo. Ad esempio questo albero qua è stato spostato, sembra una frana, su questo terreno, quando questo terreno non era qui ma era più su, quindi loro erano così sul versante. Poi avviene la frana, il movimento determina questo, quindi loro si sono trovati dopo il movimento non curvi, solo inclinati. Alcuni nel movimento si sono schiantati, quelli lì sono alberi che sono morti perché schiantati li vedete male però del movimento. Questi che erano solo inclinati ma avevano ancora le radici ben fisse sul terreno, si sono adattati a questa nuova situazione incurvandosi nel continuare a crescere per raggiungere nuovamente la verticalità, che è quello che fanno gli alberi. Allora, quello è Casso, la scuola col tetto al falso, gli intonaci scrostati, non so se vedete, la casa fuori dal paese senza una parte del tetto, tutti i danni legati al materiale che è arrivato. Lì ci sono le macchine, non so se le vedete. Il parcheggio sotto. Noi siamo partiti da lì, ok? La diga quindi è lì sotto, lì davanti. Sì, qua vedete siamo quasi sopra il Monte Toc, proprio sopra la cima lì c'è un piccolo scoglietto che esce fuori, un altro albero che ha traslato la frana. Vedete poi qua il sentiero sbuca nella strada dove chiunque potrebbe venire a piedi a avventurarsi in mezzo ai boschi. Ecco, vedete come si vede qua, questa zona qua, vedete proprio, questa è tipo materiale della frana e questa è il materiale duro del Monte Toc. Si vede proprio la differenza. E qua tutta la frana dove era prima della tragedia, è venuta giù tutto da qua. E potete vedere anche se secondo me devo ancora spiegare la guida dalla parte di vegetazione che manca, cioè quindi tutta questa parte qua, questo c'era la frana. Bene, visita finita, adesso stiamo tornando alla macchina e dopo andiamo su dove ci siamo fermati prima, che si vedeva il monte, a fare il pranzo, il relax. Ragazzoli, passo un attimo con la clip col telefono. Allora, questo è il Longarone. Noi siamo riusciti qua in una statale, non so, praticamente siamo riusciti a trovare il punto da dove da qua si vede la diga. Assurdo. Eccola lì, è la parte più centrale che si riesce a vedere.
parte la moto che rompe le balle. Voi immaginatevi un'onda che praticamente, allora aspetta se riesco, da qua l'onda era a 170 metri di altezza, cioè sono quanti che vi arriva addosso, è una roba paurosa. Proprio in mezzo alla strada. Questo è atto per fare le clip belle, o no? Sì, tocca far così. Ecco il nostro bellissimo parcheggio. Adesso vi faccio vedere che condizioni sono con la ruota sinistra. Già da qua vedete un po' di dislivello strano. Adesso vi faccio vedere da vicino. C'è lato destro, perché là sono salito sopra la montagnetta alzatissima. Lato sinistro praticamente la gomma non c'è più. Sto strisciando. Vabbè. Ecco, siamo a Longarone. Adesso qua ceniamo e qui c'è la statua in memoria dei morti. E c'è anche lì, abbiamo appena visto, bellissimo, una cornice da fare tipo la foto con dietro la... Noi siamo fermati in mezzo alla strada e invece c'è qua il... Mannaggia, se mi interessa qua c'è i super supermercati. Bene ragazzoli, stiamo per entrare alla galleria, vabbè, anzi forse più luminoso meglio. Niente, noi siamo partiti da 20 minuti più o meno, abbiamo mangiato una pizzetta al volo a Longarone, scusate, Longarone, da tipo un kebabaro, però... E niente, spero che vi sia piaciuta oggi la visita che abbiamo fatto alla diga. Io ho cercato anche di spiegarvi un po' tutta la storia, tantissime cose le ho imparate anche oggi con la visita guidata. Anzi, se volete, siete in zona, volete andare a visitare la diga, fatelo perché vale la pena, come si imparano molte cose e comunque finché non vedi con i tuoi occhi veramente le grandezze e capisci bene cosa è successo, non ti rendi conto dei film o dei documentari, è tutta un'altra roba, per cui fa veramente un effetto molto strano. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Per supportarmi lasciate un link che è gratis e iscrivetevi al canale se vi va, e spero che mi state vedendo perché c'è buio. Ci vediamo al prossimo video, ciao.